Allora, Presidente Curto, a lei quindi la parola, voi siete le categorie economiche coinvolte, leggiamo tanto anche l'altro messaggio. Siamo arrivati ad un punto che interessi economici devono andare in secondo piano, non si può guardare solo al guadagno ma al bene per ambiente, salute e vivibilità. Detto comunque che ristrutturare aprirebbe un nuovo ramo di mercato che potrebbe sicuramente porterebbe benefici economici, basta cambiare mentalità. Diciamo che ci siamo su questo aspetto, concordate? Direi che potrei firmarlo, sottoscrivere questo messaggio, perché era un po' la premessa al mio intervento che intendevo fare appunto oggi. Innanzitutto noi abbiamo affrontato da subito la proposta di legge 14 e abbiamo affrontato proprio volendo dare anche un tema nostro a questa iniziativa che la Regione sta portando avanti, che sostanzialmente il titolo è ridare valore al Veneto, alle sue imprese, proprio partendo dal valore del territorio, no? E questo è importante perché già la scorsa legislatura aveva provveduto al piano Casa Ter, che ha avuto sicuramente dei vantaggi perché è riuscito in un certo momento anche a ridare vitalità ad un mondo purtroppo che economicamente sta particolarmente soffrendo, che è quello dell'edilizia. E quindi abbiamo avuto questa iniziativa che abbiamo portato avanti e che direi le nostre categorie dell'edilizia, ma giustamente come diceva prima anche l'assessore, vede il coinvolgimento di un mondo più ampio, perché c'è tutto l'aspetto dell'impiantistica piuttosto che la termoidraulica e quant'altro, quindi c'è un mondo che gira attorno a questa economia fondamentale. Per quanto riguarda poi lo specifico della legge 14, che oggi ne stiamo appunto parlando come proposta a firma del Presidente Zaia ed è al vaglio della seconda commissione, io mi permetterei di spingere in particolar modo il Consiglio regionale perché questa norma diventi veramente attuativa, e mi spiego meglio, cioè che non sia lasciato poi libero arbitrio alle singole amministrazioni per fare delle eventuali scelte, perché altrimenti poi capita come col piano Casa Ter, che alcuni comuni non hanno aderito e altri sì, e quindi purtroppo questa rivalutazione di cui tutti noi oggi stiamo parlando, e vedo anche i messaggi della gente che ci sta ascoltando, al quale sono grato anche per le sottolineature che stanno portando, è quello di partire da un aspetto che il professor Della Pupa ci ha presentato in maniera molto attenta e precisa su quelli che sono i dati del costruito, l'abbiamo appena detto, la media mediata è che tra prima della guerra e dopo la guerra c'è un 70% di costruito che è diventato ormai vetusto. Quando si dice di vetusto vuol dire che si parla di vecchio con la necessità di intervenire, e quindi se abbiamo un 70% ipotizzato sul quale poter intervenire, sicuramente c'è anche una grande possibilità per le nostre aziende, io parlo evidentemente del mondo di Confartigianato, del mondo dell'artigianato, ma poi chiaramente di strutture più ampie, tutto il sistema casa nel suo insieme, che deve evidentemente intervenire. Su questo devo dire che purtroppo non ci sono sempre state delle buone pratiche nel nostro territorio veneto, perché un tempo si chiamavano piani regolatori, oggi si chiamano PAT, perché qui cambiamo sempre acronimi, no? In ogni occasione, laddove esistevano ancora le province, nelle attenzioni che potevano avere le province, nel suggerire ai comuni ad esempio di creare degli ambiti specifici per area, evitando sovrapposizioni di aree artigianali, di aree industriali, di aree abitative, questo messaggio non è stato colto, quindi ci sono state talvolta riproduzioni di aree con termini, e di conseguenza oggi c'è molto purtroppo anche abbandonato e negli anni è diventato anche brutto, perché purtroppo le aree, particolarmente quelle produttive abbandonate, sono le prime che si degradano in maniera sostanziale. Allora giustamente
l'intervento che è stato fatto ad esempio in un'area di Mestre che ha visto una riqualificazione importante, ma ci sono oggi altre esperienze che vedono i vecchi insediamenti industriali che attraverso gli esperti, quindi gli architetti, gli urbanisti eccetera, di riqualificarli tenendo comunque la struttura base che è sicuramente suggestiva, però riammodernandola possono diventare addirittura dei complessi abitativi, no, di qualità, e questa è una cosa sicuramente importante. Giusto per così fare un esempio di cosa vuol dire, perché si diceva prima che per poter rendere e riadattare un immobile cosiddetto vetusto partiamo da una media di 30.000 ai 50.000 euro orientativamente per sito, grosso modo. Allora se noi facciamo il conto dell'abbattimento fiscale, quindi le provvidenze che ci possono essere intorno al 50%, auspichiamo, quindi ne rimane un 25.000 o un 15.000, facciamo la media mediata. Se pensiamo che in 10 anni di conseguenza viene ammortizzato questo perché va a beneficio, come spiegava prima il professor Dalla Pupa, che rispetto ai 3.000 euro media mensile e annuale di una famiglia che spende per riscaldare una casa e per le spese di energia elettrica, c'è un recupero grosso modo di 2.500 euro. Alla fine in questi 10 anni c'è il totale ripianamento dell'investimento, e addirittura se questo lo consideriamo all'interno di una vita poi successiva della casa, che dovrebbe avere un 30 anni di vita, andiamo, no, a fare una considerazione. Non è più un costo ma è un investimento. Sarebbe come dire che se io avessi la possibilità di mettere 30, la media, 50, 40.000 euro in BOT, questi mi renderebbero il 2,7% lordo. In realtà invece se investo nella mia abitazione, e qui ritorno al discorso che faceva l'assessore prima, che era il bene durevole, la famiglia investiva sul mattone perché la casa era uno dei fattori importanti delle famiglie, arriviamo a pensare che la casa diventa un valore aggiunto che può rendere il 10%. Se poi consideriamo che oggi le banche sono state anche stimolate a dare la possibilità alle famiglie di aprire dei finanziamenti solo chirografari, quindi non c'è l'ipoteca, non c'è la fideiussione, ed è una cosa importante questo. Poi in secondo luogo, se pensiamo che addirittura se non ha capacità di reddito una persona e quindi la defiscalizzazione non può rientrare nella propria denuncia dei redditi, questa può essere ribaltata sull'impresa che sta facendo i lavori, e quindi di conseguenza c'è comunque sempre, no, questo aspetto di beneficio che va sicuramente considerato. Quindi da parte nostra come sistema Confartigianato ci stiamo da subito attivando, come dicevo, perché abbiamo fatto una rilevazione, grazie al professor Dalla Pupa, molto precisa e molto attenta di tutto il territorio del Veneto. Adesso come categorie, come Confartigianato del Veneto, abbiamo interessato le categorie del sistema casa, proprio per iniziare a spiegare in maniera dettagliata cosa vuol dire intervenire, no, in questo ambito in maniera molto precisa, in maniera molto puntuale. Ecco, quello che mi preme però sottolineare un po' con forza è che la Regione abbia la capacità e l'autorevolezza, se mi concedete, di chiarire fin da subito con i comuni che deve essere una legge precisa e che non lasci spazio al libero arbitrio ai sindaci di decidere o meno se continuare a costruire e quindi erodere territorio e invece intervenire. Ecco, è il messaggio che passo all'assessore. Di precisazione che dopo sentiamo. Ma se posso aggiungere un dato, perché è un dato potenzialmente molto, tra virgolette, pericoloso. Cioè già oggi, questo lo leggiamo nel PTRC, cioè nei documenti ufficiali della Regione, già oggi i piani regolatori già approvati permetterebbero un consumo ulteriore di suolo del 40% rispetto al già consumato. Quindi, ulteriore. Sì, è che la situazione di crisi, comunque ciò che è stato il mercato, sì. Allora da un lato, giustamente prima qualcuno diceva dobbiamo cambiare mentalità, questa mentalità la deve cambiare sia chi
vive nella casa e deve pensare alla propria casa come un luogo di investimento, come un luogo dove se io metto dei soldi ci guadagno, ma poi dall'altro lato dobbiamo anche pensare alle imprese che devono pensare in modo un po' diverso. Prima era semplice, si prendeva un'area agricola, quello che diceva prima, si rendeva non è che edificabile, eccetera. Oggi dobbiamo intervenire, è un po' più difficile, però abbiamo anche una qualità del nostro sistema imprenditoriale che se non affronta questa sfida, quali sfide dobbiamo affrontare? Oggi è la sfida più grande che abbiamo. Giustamente l'assessore diceva prima, dobbiamo pensare ai nostri figli, cosa gli lasciamo in eredità. In effetti oggi potremmo, attraverso interventi di questo genere, lasciare un territorio molto migliore, ma soprattutto con una politica che garantisce quella cosa, in gergo si dice win-win. Qui vincono tutti, cioè non vince solo quello che un tempo chiamavamo lo speculatore che faceva l'intervento di nuova edificazione, no? Ma qui vincono tutti, vince chi sta nella propria casa perché poi vive meglio, vive in un ambiente più salobre, spende molto poco di... Noi dobbiamo pensare che ogni mattina, ognuno di noi in Veneto usciamo di casa, torniamo a sera a casa e abbiamo in mano, in ognuna delle nostre due mani, abbiamo una borsa di 2,5 kg di CO2 che abbiamo prodotto. Il 40% di questa CO2 prodotta deriva dalle nostre case. Allora, se noi possiamo ridurre del 60, 70, 80% questo peso che ci portiamo a casa ogni giorno, stiamo meglio tutti, stiamo meglio i nostri figli che respirano meglio, stiamo meglio tutti quanti. C'era un messaggio prima che diceva è vero del risparmio, è vero dell'investimento, però intanto un tot di soldi vanno tirati fuori subito e questo era l'aspetto che forse dà un po' fastidio. Però dei Io BTP. ristrutturerei domani mattina, ma con i miseri scale che ho mi tengo la mia casa che è peggio del formaggio Emmental, non si mangia però. Sì, se posso anche su questo, cioè in realtà, come diceva il Presidente Curto, in realtà oggi abbiamo dei meccanismi anche di aiuto, proprio dal punto di vista finanziario, che intervengono e proprio sul fatto che un intervento di riqualificazione energetica si ripaga da solo in 10 anni, ma noi siamo prudenziali perché in realtà se andiamo a vedere i dati veri, ma dati, cioè proprio casi specifici come alcuni che abbiamo discusso in questi giorni in alcuni convegni, cioè proprio la casa, si sa il civico qual è, eccetera, in 7-8 anni si recuperano i costi di investimento. Siccome le banche questo lo sanno, oggi le banche sono più facilitate a pensare di dare questi prestiti. In più c'è questo meccanismo che magari nei condomini potrebbe essere positivo, no? Perché magari nella casa singola è diverso, però nel condominio magari c'è la persona un po' avanti con l'età che dice perché devo intervenire, tirare fuori i soldi, eccetera. Sì. Invece in questo caso magari non ha capienza dal punto di vista fiscale, no? Dice a me l'incentivo del 50 o del 65 non serve, invece in questo caso lo cede all'impresa che realizza l'intervento. Sconta quindi. Sconta, Certo. quindi un'impresa che si trova in quel caso a fare un intervento e può col privato collaborare anche su questa cosa, per cui l'impresa oggi, le imprese che pagano fior di quattrini in tasse potrebbe trovarsi scontare le tasse. Certo. è un meccanismo che dobbiamo alimentare su quale però mi permetto di sottolineare una cosa. Questi non possono essere provvedimenti che facciamo e giustamente la Regione sta facendo un progetto di legge. No, infatti è importantissimo. Però un progetto di legge che l'intervento. non ha scadenza. Piano casa ha una scadenza, ma la Regione in qualche modo ha previsto una scadenza lunga, si è potuto pianificare col piano casa ter 3 anni e mezzo di interventi. Oggi noi con gli incentivi fiscali arriviamo sempre a dicembre che non sappiamo se ci sono. Cioè l'edilizia, ma anche gli investitori, le famiglie hanno bisogno di garanzie nel tempo e questa è un po' la cosa sulla quale dobbiamo investire tutti. Detto tutto questo, adesso passiamo la parola all'assessore perché dopo c'è una competenza regionale che arriva fino a un certo punto e poi naturalmente ci sono questi incentivi eccetera che sono di competenza dello Stato. Intanto leggiamo un altro messaggio: gli incentivi che siano per ristrutturazioni immobili infissi, energia solare eccetera sono un'ingiustizia. Ai poveri vengono aumentate le tasse su quel poco che hanno per dare ai ricchi la possibilità di migliorare la loro vita a spese di chi questa possibilità non ce l'ha, neanche con gli incentivi. Bello. Allora, pubblicità, poi vediamo di rispondere un po' a tutto quanto.